420.000. Mentre la campagna elettorale entra nel vivo e le polemiche si sprecano, la Regione Veneto ha deciso di cancellare qualunque dubbio a proposito della situazione nelle scuole primarie dal punto di vista delle fatidiche linee guida sanitarie, alla vigilia della ripresa dell'attività nelle aule in relazione alla perdurante emergenza da Covid-19. Senza scendere in particolari che rimandano ad un oceano di sigle e passaggi burocratici, la responsabile della sanità regionale, Manuela Lanzarin, ha precisato che le direttive, chiamiamole così, in materia di controllo e prevenzione anti-coronavirus recepite dalle regioni prevedono anzitutto la misurazione della temperatura corporea, che in Veneto diventa la regola, diversamente dalle indicazioni nazionali che la raccomandano soltanto. Ma soprattutto la grande novità consiste nel fatto che il dialogo tra autorità sanitarie, ovvero l'Istituto di Igiene e Sanità Pubblica, avviene direttamente con la realtà scolastica. Ma sentiamo nello specifico proprio cosa prevedono le linee guida. Dicono intanto la necessità di avere un referente da parte dei SISP, quindi un'interfaccia da parte dei dipartimenti di prevenzione per ogni singola scuola, che quindi diventa il referente a cui rivolgersi all'interno dei dipartimenti di prevenzione dei SISP. Altrettanto deve fare la scuola, quindi anche la scuola deve individuare un referente all'interno della scuola che sia quello che dialoga, si confronta, comunque si rapporta al referente del Dipartimento di Prevenzione, in modo che la comunicazione sia una comunicazione veloce, tempestiva, senza che si perdi. Poi fa la distinzione rispetto ai due casi, ossia il bambino che ha dei sintomi, perché voi sapete che in tutte le linee guida c'è il patto di corresponsabilità con i genitori, quindi i genitori devono comunque prevedere misurazione della temperatura a casa e devono far sì che se il bambino, se l'alunno ha dei sintomi, l'alunno deve rimanere a casa in via cautelativa, no? Quindi chiaramente se il bambino presenta questi sintomi scattano poi le procedure, quindi il bambino è a casa, il genitore lo porta dal proprio pediatra, dal proprio medico di medicina generale, il medico di medicina o il pediatra deciderà se far effettuare il tampone oppure insomma se si tratta insomma di altra patologia, di altra infezione. Qualora invece l'alunno accusasse malessere quando è già a scuola, si provvederà a farlo uscire, accompagnato da un operatore e trasferito in un ambiente isolato dove attenderà i genitori. Da quel momento in poi il bambino o la bambina verranno visitati ed eventualmente sottoposti a tampone. In caso di negatività, un attestato medico certificherà il rientro in classe. Diversamente sarà effettuata una indagine epidemiologica tra i compagni dell'interessato e soltanto qualora si presentassero più casi, il provvedimento di chiusura potrebbe riguardare l'ambiente stesso, se non addirittura l'intero istituto. Ma si parla, puntualizza la Lanzarin, di casi assolutamente estremi.